E ora ne parlo proprio della progeria, che tecnicamente si chiama Progeria de Hutchinson-Gilford e è conosciuta come inveciamento Vante Mauro, dunque un inveciamento che viene prima di quello che dovrebbe essere. E un corpo dunque che anche se è giovane a livello anagrafico l'invecchia prima, o meglio che ha tutte quelle problematiche che un poco si liga a quel che è l'invecchiamento normale. E per andare proprio nel fogo dell'argomento, dicevo, bisogna sapere che la progeria è una malattia genetica, dunque è un discorso di DNA. Abbiamo da immaginare che dentro ogni cellula, come si può dire cellula, sea, ecco. Che bella, Sea del nostro corpo abbiamo il DNA che è composto da 3.200 milioni di codici, e perché viene definito basi azotate. E il DNA è praticamente diviso in vari geni. Da ogni gene viene fuori 1, 2, 3 proteine, però della stessa categoria, dicevo. E ora andiamo a immaginare questo stramaro dei codici in progeria, solo che uno di questi è mutato. Dunque, è una base azotata invece che un'altra. E questo che vedi qua è un po' una ricostruzione di quello che è il gene che provoca la progeria, che si chiama LMNA. E ora, vi da immaginare che in realtà questo qua è molto simile a questo, cioè vi da immaginare un doppio filo del DNA che si intreccia, e lo rendiamo così giusto per renderlo un attimo più schematico. E ora vedi le parti in rosso, sono tutte quelle parti che la nostra SEA usa per fare una proteina o farne due. E si chiama esoni, cioè quelli che sta fuori, possiamo chiamarli i foroni, ecco. Invece quelli in mezzo, quelli blu, è quella parte del gene che la cellula non usa via, che si chiama introni, cioè quelli che sta rento, ecco, possiamo chiamarli i rentoni. Ecco, nell'MNA, quei primi 10 foroni viene fuori una proteina che si chiama lamina C, o meglio, la MEA, sì. E invece con gli altri 12 viene fuori una proteina che si chiama la MEA. E queste sono importanti perché va sotto il nucleo della SEA per organizzare dopo tutto il resto del DNA. E ora qua vediamo come che viene formata la MEA, che è la proteina quella sana. E ora abbiamo il gene da cui partiamo, e che è un processo che si dice trascrizione, in cui da DNA si forma un filamento di RNA. E da questo dopo è un processo di ligatura che praticamente cava tutte le parti corrispondenti a quel che gli i rentoni, e resta dunque solo un RNA formato tutte quelle parti copiate dai rentoni. Da questa è il processo di traduzione, si chiama, che forma una proteina. Dunque il codice che è nell'RNA si forma una proteina diversa. E dopo questa proteina la viene maturata, la viene tagliata da qualche parte, la viene messa a posto e la viene anche impacchettata nella maniera giusta perché funzione. E dunque questo è il normale processo di creazione della mia. E in progeria invece appunto abbiamo una mutazione, e la mutazione sta nel 11° forone di sto gene. Dunque abbiamo proprio una citosina che diventa una timina, questi nomi tecnici le basi azotate, che si parte appunto del codice. E dunque tutto il procedimento sarà un fiatino diverso. In realtà la prima parte è abbastanza uguale, perché ne abbiamo il gene che viene trascritto in mRNA, però verrà trascritta anche l'informazione sbagliata, intera parte copiata dall'11° forone. E nel processo di ligatura succede una roba abbastanza strana. Praticamente
sto codice muta viene recepito da SEA come un codice dettaglio. Praticamente quando che si va a cancellare il rentone che sta tra l'11° e il 12° foron, Italia un fiatin prima e dunque perdemo una parte proprio di informazione che era nell'11° foron. Si parla di 150 codici che viene buttati via. E dunque quando abbiamo traduzione e maturazione della proteina, non abbiamo più la MA, ma abbiamo quella che viene chiamata progerina, che è un fiatin più corta, infatti da questi 150 codici viene fuori una proteina con 50 aminoacidi in manco, ed ecco che non puoi lavorare in tal maniera che dovrebbe. Qua vediamo proprio il processo, come che avviene, no? Dunque, qua partiamo dall'inizio con il 10° foron, che è questo qua rosso, dunque abbiamo solo l'ultima parte del gene, e ora vediamo qua, proprio sulla parte del gene, che dove che è il processo di ligatura giusto, sarebbe dove che è il triangoletto nero, no? Che congiunge sto SD con SA, che è semplicemente i siti dettaglio, no? E invece dove che è il triangoletto quello esaro, vedi che in realtà si taglia un tocco prima, cioè nel tocco dove che è scritto G608G, che è praticamente il nome specifico della mutazione che provoca la progeria. E ora se andiamo a destra, anche vediamo che prima, cioè dal gene SAN, diciamo, dal normale processo di ligatura, che è quello che può divenire col nome di splicing, e abbiamo quello che viene definita la prelamina o aprelamea. Questa la viene farnesia, cioè che viene soltanto un tocchetto qua, e viene tagliata l'ultima partesea, dopo se risonta metile, una parte del metano, praticamente dopo si taglia proprio tutti gli ultimi 15 aminoacidi e si forma praticamente la lamea quella normale. Invece se andiamo a sinistra, viene tutto normale, no? Però cosa succede? Quando chiediamo da fare l'ultimo taglio alla proteina, alla progerina, non siamo in grado di farlo. Perché? Perché il sito di taglio, quello giusto, gli era rento anche a parte del foron che abbiamo perso. Dunque praticamente abbiamo una proteina che non può essere tagliata nella maniera giusta. Cosa succede? Succede che appunto esiste questa proteina che non funziona bene. E ora, tanto per inquadrare ancora di più l'argomento, bisogna ricordarsi che la progeria è in eterozogà, praticamente è un gene con la mutazione e l'altro gene che invece è SAN. Dunque, da una cella con la progeria o dall'organismo con la progeria viene fuori sempre la mea C, la mea A e anche la progerina. E qua vediamo che effetto che fa, che gasta progerina il nucleo della SEA. Praticamente, vedi, qua è in alto il nucleo normale, no? Dunque abbiamo, dove che vedi rosso, abbiamo praticamente messo un anticorpo fluorescente in rosso che si liga proprio alla mea A e alla mea C, cioè le proteine giuste. E l'è bello rotondo il nucleo. Se andiamo a marcarlo con un anticorpo per la progerina, non si vede nisma, si vede una tega proprio perché non c'è progerina nel nucleo SAN. E invece, dove che vedi blu, quello è dove che c'è il DNA. Praticamente vedi che dove che c'è il nucleo, la membrana del nucleo, c'è anche il DNA attaccato. Se andiamo nella parte sotto, vediamo che è un nucleo un fia diverso, cioè le mie ha fatto bene, le mie bello rotondo, ha un fia de radeghi, le deformate, insomma. E infatti vediamo che se sia la mea A e la mea C, che è quella sempre rossa, però è messa in maniera diversa, dunque che sarà di punti noi che ne piede, dei punti noi che ne manco. E se andiamo a marcarlo con
l'anticorpo della progerina, che è quello verde, in questo caso lo vediamo, perché proprio la progerina è là, e dunque riusciamo proprio a marcarla. E ecco che vediamo che è disposta esattamente dove che alla mea sì e alla mea A. Questo vuol dire che la progerina alliga la mea A e la mea sì in maniera veramente, veramente forte e potente. E questo fa sì che sia un scattigliamento del nucleo praticamente, cioè se liga massa forte, perde elasticità e si deforma. Questo perché è importante? Perché il DNA si attacca lì. Dunque in realtà una sola mutazione in tutto il DNA fa sì che sia un cambiamento che porta tutto il DNA a essere doparato in maniera sbagliata. E il DNA che viene doparato in maniera sbagliata è esattamente una delle parti dell'invecchiamento normale. Qua vedi, per esempio, questa è un po' parecchio tecnica, comunque questa è la mina quella normale. Dunque, questa la membrana nucleare, sotto questa la mea nucleare, qua la mea A e la mea C, e insomma il DNA si attacca, sta bene, e viene usato in maniera giusta. E qua invece abbiamo proprio, dove che la progerina, abbiamo proprio dei bubole come, no? Dunque, delle parti che proprio il nucleo va a gonfiare a mengo, se sciocca anche proprio il DNA, e questo è un gran casino. Questo fa sì che nel complesso, in un corpo con progeria, che sia appunto un uso scorretto del DNA, una perdita delle ultime parti del DNA che si chiama teomeri e che è un altro aspetto tipico dell'invecchiamento normale. E il corpo praticamente viene colpito dappertutto, a parte che nel cervello, perché se le cellule del cervello ha un meccanismo per non produrre la mea e dunque neanche per non produrre la progerina. E nel complesso però appunto il problema è legare al cuore, qui proprio il problema maggiore, legare al cuore ai vasi sanguigni, dunque alle varie vene, eccetera, eccetera, e se legare agli ossi, dunque avremo osteoporosi, osteolisi, artriti, dunque tutte problematiche che, se ne ricorda un attimo, è quelle che viene legata più che altro all'invecchiamento, ma anche difetti proprio in articolazioni, dunque se manco difficile ecco magari slogarsi una spalla, ma anche ad usarsi un'anca e dunque con tutti i radii che io agrio. Dopo che c'è una perdita di grasso, che a quanto pare è molto più importante di quello che sembra in progeria, proprio perché il grasso dà una disponibilità a livello energetico che è molto forte e sembra che il livello di infiammazione che viene provocata dalla progeria consuma tutto questo grasso e ovviamente non è una bella roba. Vi è un ritardo nella crescita, vabbè, restiamo per detti, poco peo, insomma, e che problemi anche un po' della pelle. Comunque, è proprio nel complesso un vante mauro invecchiamento che porta anche a una riduzione particolare di quella che è la qualità della vita e anche a un'aspettativa di vita diversa, sicuramente molto più corta, che se vuole cercare di slungare con vari procedimenti. Ecco, i vari procedimenti qua sarebbero tanti, comunque basta sapere che se vuole cercare di lavorare a livello della proteina, dunque cercare di ridurre il livello di progerina, oppure di slanegarla un fiato e cavarla da quel che sia la mea, dunque renderla manco accessibile e manco dannosa, oppure se io lavorare a livello proprio di RNA, dunque andare un po' più a monte a risolvere il problema, e l'ultima frontiera è quella proprio che sembra lavorare sulla mutazione del gene, cioè il gene se muta, beh no, neanche io rimutemo per farlo tornare sano. E questa sarebbe ovviamente la cura definitiva e se vuole lavorare.